Container. 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 Till I can get my container. E si parte con un'altra bella puntata di Artigianato all'Arrembaggio. Ben ritrovati da Carmela Simeone e da Andrea Collalto. Bene, bene. Ma ben trovati. Ci siamo anche per questa settimana, ormai sempre più sotto le feste, praticamente manca veramente pochissimo al Natale e quest'oggi vogliamo suonare tutti insieme, vero Carmela? Sì, perché oggi si parlerà di un mestiere un po' particolare della tradizione italiana e quindi per quanto riguarda l'artigianato, e si parlerà dei liutai. Esatto, parleremo dell'arte dei liutai e avremo con noi un giovanissimo, tra l'altro, perché è veramente giovane il ragazzo che andremo ad intervistare quest'oggi, perché devo dire è bello scoprire, e noi lo diciamo sempre, perché è una trasmissione anche dedicata soprattutto poi anche ai giovani per riscoprire i vecchi mestieri, ed è bello quando si scoprono dei giovani che continuano, mandano avanti questi vecchi mestieri, queste vecchie tradizioni. Anche perché abbiamo scoperto durante l'intervista, come scopriranno anche i nostri ascoltatori, che ci vogliono un bel po' di anni per imparare a fare il liutaio. Non è un'arte semplice effettivamente, quindi insomma, vabbè, tra poco comunque ne parleremo. Intanto io direi di andare con una canzone. Ringraziamo poi tra l'altro anche gli amici di artigianatoallarrembaggio.com che ci aiutano per questa bella trasmissione che sta avendo sempre più successo, e qui ringraziamo veramente tutti voi, amiche e amici all'ascolto di Container Radio, perché ogni settimana siamo sempre di più, e questa è una cosa che ci rende felici, vero Carmela? Perché quando c'è la risposta del pubblico vuol dire che qualcosa arriva. È vero, e infatti il riscontro è stato tanto, è stato proprio veramente grande. Assolutamente. Allora andiamo con la musica, direi a questo punto, vediamo un po' che arriva. Sorpresa! Un bel brano, arriva un bel brano che parla di musica. Non ve lo diciamo perché è così famoso, ragazzi, che lo indovinate immediatamente. Noi ritorniamo tra poco. C'è d'acqua che l'ombra ti ruba. www.containerradio.it. Intervista del giorno. E siamo alla nostra intervista per quanto riguarda Artigianato all'Arrembaggio. Quest'oggi, Carmela, andremo a scoprire un mondo meraviglioso dedicato poi a quello che ci piace di più, la musica. È vero, perché oggi scopriamo il mondo degli liutai. E allora andiamo subito a presentare il nostro ospite di stasera. Lo presenti tu, Carmela? Sì, abbiamo con noi Alberto Biasin. Buonasera. Benvenuto Alberto, e con te adesso vogliamo andare proprio ad entrare nel mondo dei liutai, e so intanto che sei giovanissimo, quindi già subito, immediatamente ti voglio chiedere com'è nata in te la passione proprio di costruire chitarre e quant'altro. È una bella domanda, perché diciamo che già da piccolo un po' lavoricchiavo col legno, magari mi costruivo qualche giocattolino così, e dopo in giovane età ho scoperto la musica, ho cominciato a suonare la chitarra e ho scoperto questa professione praticamente perché andavo a portare da due professionisti che aggiustavano appunto le chitarre e le costruivano. No, ma è una cosa un po' particolare, vero Carmela? Perché noi siamo abituati artisti che sì, le chitarre le suonano, ma è la prima volta che andiamo proprio a vedere come si costruiscono realmente. È vero, ma in cosa consiste la professione di liutaio? Perché molti ascoltatori si approcciano al campo dell'artigianato da quando ci seguono, quindi comunque da poco. Vuoi spiegarci, Alberto, più o meno cosa fa il liutaio? Allora, in poche parole, il liutaio costruisce da zero, praticamente dal materiale grezzo, tutti gli strumenti a corda praticamente. Da una chitarra a un violino, un violoncello, un contrabbasso e via così praticamente. Poi la seconda mansione che ha è anche riparare e aggiustare insomma anche tutti gli strumenti che hanno le varie problematiche che possono presentare, ecco. Bene. Diciamo che
Ascolta Alberto, io una volta ho visto un servizio un servizio TV sui liutai, o meglio su una piccola ditta di famiglia che poi si è ingrandita mano a mano. E ho sentito parlare ora correggimi se sbaglio, delle tavole organiche o una cosa del genere. Armoniche, ecco, ok. Ecco, vedi, già mi ricordavo male perché non essendo del campo. Sì, cosa sono specifici. No, scusa, non ho capito, scusa. Cosa sono queste tavole che usate voi? Perché diciamo non tutti i tipi di legno poi finiscono per diventare un violino, una chitarra o un altro strumento musicale. C'è un legno per ogni uso, può dire, praticamente. È molto importante, soprattutto anche nella liuteria classica, saper selezionare i tipi di legni giusti. Ecco, in quel caso lì si parlava di tavole armoniche, quindi magari si trattava di violini, violoncelli e così via, perché è l'abete, diciamo, dai Val di Fiemme, classico legno per tavole armoniche che ha le caratteristiche giuste per poter, diciamo, prendere a livello sonoro. E come fate a riconoscere la tavola armonica giusta? Come facciamo a riconoscere? Sì, la tavola armonica giusta. Quello dipende un po' dalle fibre, da come sono conformate, dallo stato anche di marezzatura, no? E anche di stagionatura del legno di per sé. Quindi tavola armonica praticamente da quello che ho potuto capire è comunque una tavola di legno che produce un determinato suono. Esatto, sì. È molto sensibile alle vibrazioni sonore e quindi in questa maniera si esprime meglio rispetto a un altro legno. Quello è il concetto. Oh, no, è bellissimo, cioè è bellissimo entrare in argomento perché io già mi immagino gli artigiani che devono scegliere le tavole armoniche, quindi devono controllarla una per vedere che suono fanno, per poi scegliere, anche penso per venire incontro a quello che è il gusto di chi richiede uno strumento, insomma. Chiaro, noi le selezioniamo proprio di persona ogni volta, anche perché sappiamo il cliente che cosa vuole e soprattutto lo strumento quanto deve dare, diciamo, a livello di suono. È una cosa molto importante questa. E per un violino che tavola armonica bisognerebbe scegliere? Se tu dovessi scegliere una tavola armonica, non so, arrivo io e dico ho bisogno di un violino, un semplice violino da studio, sì. Quelli proprio da battaglia, quali chiamiamo i violini da battaglia praticamente. Che tavola armonica sceglieresti per un violino da studio, anziché per esempio per un violino da orchestra, insomma, per altre funzioni, diciamo? Ma di per sé sceglierei un legno migliore se fosse d'élite, diciamo, il violino. Andrei in cerca di un legno molto, molto stagionato e sentirei anche battendoci in cima col dito, diciamo, se risponde bene al suono, anche che suona proprio così. E anche da come sono conformate le fibre, diciamo. E anche quello cambia molto a livello di risposta sonora. No, bellissimo entrare in argomento con queste, veramente, noi non avevamo mai pensato a come si costruiscono gli strumenti, poi una volta scelto il legno, Alberto, un po' un lavoro, possiamo dire, all'inizio di falegnameria quasi quasi. È una falegnameria, diciamo, molto, molto precisa, si può dire, si basa praticamente tutto su un lavoro manuale, praticamente quasi tutto lo strumento è costruito a mano, di per sé, è assemblato e costruito proprio a mano. Quindi dovete proprio tagliare pezzo per pezzo a mano alla fine. Esatto, sì, ma anche proprio darci le forme, perché anche se si parla di strumenti classici, le bombature come anche le fasce, che sarebbero praticamente il bordo esterno del violino, vengono proprio trasformate, perché la tavola armonica si deve dare, diciamo, una bombatura esterna con dei pielletti particolari e anche uno scavo interno, ci sono dei spessori, che quella è la cosa più importante per il suono dello strumento. Quindi in modo sono tanti tipi. In modo che poi il suono risalti nel modo migliore in base allo strumento che si costruisce. Ma come tempi, per esempio, per costruire, facciamo l'esempio di un violino, come diceva Carmela prima, oppure una chitarra acustica, giusto per dire due strumenti che conosciamo assolutamente tutti. Come tempistiche? Noi ci stavamo chiedendo un po' quanto tempo ci vuole per costruirle. Allora, correndo, quindi lavorando dalle 8 ore minimo al giorno, si parla per un violino circa 2 mesi, e per una chitarra acustica
classica stiamo sempre intorno a quel periodo lì, diciamo. Qui ci vuole veramente tanta manualità. Esatto, sì. Se uno è veloce 2 mesi, se non di più. Poi ma ci racconti un po' dalla scelta del legno alla consegna dello strumento, che cosa succede poi, un po' le varie fasi del tuo lavoro? Allora, innanzitutto cambia moltissimo a seconda di che strumento è, cioè nel senso, se fosse una chitarra elettrica è tutta un'altra storia. Nel caso di uno strumento classico andiamo a selezionare il legno e cominciamo, diciamo, a fare i primi tagli di per sé, quindi di abbozzare le forme. E nel caso delle tavole armoniche si lavora a livello di bombatura e anche spessori. Dopo nel manico praticamente scolpiamo il riccio, la classica figura strumento classico, e per invece il bordo esterno, tutto quello insomma che gira intorno allo strumento, si fanno un tipo delle tavole fine, che sarebbero le fasce, vengono piegate a calore, bagnandole prima praticamente. Questo è un po' il succo della costruzione. È affascinante, Carmela, proprio scoprire come si costruiscono gli strumenti. No, perché anche perché insomma io a casa ho un violino, perché me l'hanno regalato, quindi è comunque un violino da studio, un violino di base, e ho provato a montare le corde da sola. Vi dico che comunque è un tantinello difficile, quindi immagino quanta manualità ci voglia per montare le corde dopo aver fatto tutto, aver realizzato lo strumento, accordarle una a una, verificare se il suono va bene. Ma Alberto, ti è mai capitato qualche volta di finire il lavoro e accorgerti magari che c'era qualche difetto e quindi dover ricominciare tutto da capo? Sì, nel senso è normale, se un lavoro fatto a mano, che ci sia magari qualche pecca e sbagliare, insomma, sbagliando si impara, è quello discorso. Mi è capitato spesso di sbagliare, magari anche dover ricominciare da capo tutto, però è questo il gioco, diciamo. Sì, anche perché lavorando con strumenti musicali ovviamente lo strumento più è preciso meglio è, insomma. Esatto, sì. È anche importante l'esperienza, perché magari i primi strumenti non sono perfetti, più si va avanti più si cerca di perfezionarsi. Che parole. Senti Alberto, se un giovane volesse fare un po' di gavetta in un laboratorio da liutaio, quanto tempo occorrerebbe per poter imparare bene a fare uno strumento? Allora, io sono ricorso, diciamo, a una scuola, sono andato a Parma per 3 anni, facendo 7 ore al giorno di laboratorio sotto il maestro Quercetani, Desiderio. Ci vogliono un bel po' di anni, diciamo, di gavetta per imparare il mestiere. Ecco, però penso sia molto più importante fare la gavetta sul campo, cioè stare tante ore in laboratorio, anziché insomma improvvisarsi così liutai, perché penso sia un po' impossibile. Diciamo che gli liutai moderni si può diventare studiando anche da soli, tipo il mio collega Emanuele, che è molto bravo pur essendo autodidatta. Per gli strumenti classici invece ci vuole proprio uno studio bello, lungo, approfondito, a livello anche proprio manuale di costruzione, cioè bisogna proprio applicarsi in maniera profonda. E tu dicevi per i liutai moderni, in che senso? Cioè ci sono degli strumenti che non hanno bisogno di tantissimi anni di lavoro sul campo? Diciamo che la costruzione magari di una chitarra elettrica è più semplice di uno strumento classico, quindi magari una persona che non ha avuto le possibilità di studiare in una scuola magari di liuteria riesce tranquillamente a costruirlo. Chiaro, bisogna studiare bene anche a livello teorico, perché senza sapere cosa si va a costruire si rischia di fare una cavolata, ecco. Penso comunque ci voglia un ottimo orecchio, quindi bisogna sviluppare anche un ottimo orecchio per riconoscere anche bene i suoni e per evitare errori nella realizzazione degli strumenti musicali, no? Anche una buonissima manualità. Se uno è portato è il mestiere, diciamo, suo. Se magari uno è negato è un po' difficile, perché bisogna essere veramente precisi in tutto quello che si fa. Sì, perché una volta sentii che basta anche mezzo millimetro di errore, diciamo così, per cambiare il suono di uno strumento. Sì, o anche di non farci, diciamo, incastrare delle parti durante la costruzione, perché si tratta proprio di millimetri a volte.
anche si rischia magari di creare un danno proprio strutturale allo strumento. È fondamentale proprio essere precisissimi. Mhm. E per strumenti, che ne so, da collezione, cioè nel senso strumenti tipo, che ne so, un violino che viene utilizzato però è più da collezione, più per qualcosa di particolare, diciamo. Nessuno ha mai chiesto una cosa del genere? Nessuno ti ha mai commissionato uno strumento che non andasse suonato ma andasse proprio da collezione, cioè doveva avere delle particolarità non sonore? No, questo mai, cioè, viene anche da ridere, perché insomma penso che uno strumento, il destino di uno strumento sia quello di essere suonato, diciamo, no? Essere solo No, perché ammirato. invece ho scoperto, approcciandomi al mondo dell'artigianato, ho scoperto che ci sono anche dei collezionisti di strumenti che non li suonano, cioè servono solamente così per tenerli, tanto per, diciamo, per collezione, Per diciamo vederli. così. E mi sono meravigliata, perché anch'io partivo dal tuo stesso presupposto, che uno strumento musicale vada suonato. E invece c'è gente che li colleziona, anzi ne fa anche delle miniature. Ti è mai capitato di fare qualche miniatura di strumento per collezione così? No, per ora no, diciamo. No, perché Andrea secondo me deve essere una cosa un po' particolare. Perché... Beh, quello sicuramente, molto molto particolare. Ma io so che tu, Alberto, se c'è qualche strumento, per esempio, da aggiustare, fai anche un po' di restauro, vero? Sì. Sia di strumenti classici che anche chitarre sia acustiche che moderne. Seguo proprio tutta la gamma degli strumenti. Diciamo che mi faccio dare una mano dal mio collega Emanuele. Lui magari è molto più ferrato nell'ambito moderno, mentre io in quello classico, chiaramente avendo fatto scuola. Quindi vi completate l'un l'altro. E poi, tra l'altro, so che avete anche in mente un progetto ambizioso, ma sicuramente anche molto bello, perché insomma anche noi, Carmela, cerchiamo sempre di spronare un po' il mondo dei giovani, e devo dire che Alberto insieme al suo collega Emanuele stanno veramente organizzando una bella cosa. So che aprirete molto presto un laboratorio tutto vostro, vero? Sì, ad Artignano, ti dico già anche la via, che è via Bellini 13, e abbiamo appena fermato lo stabile. Finiamo di fare gli ultimi allacci, gli ultimi lavori, in teoria a gennaio dovremmo aprire, se non ci sono anche contrattempi, diciamo. Bene, questa è una cosa stupenda, anche perché poi insomma è un bel lavoro, e sicuramente vi verremo a trovare anche nel laboratorio, perché deve essere anche una cosa stupenda vedervi lavorare dal vivo alla fine. Volentieri. Assolutamente, no, Carmela, io devo dire che abbiamo veramente scoperto un bellissimo mondo stasera con la nostra intervista per Artigianato all'Arrembaggio. Sì, veramente è un mondo bellissimo, perché poi, ripeto, a me piacciono gli strumenti musicali, però ero abituata, ad esempio, qui in un paese, in Molise, dove si fanno le zampogne, le fanno a mano. Ci sono dei maestri che le fanno a mano, le accordano, perché ovviamente... Però fanno anche degli strumentini piccolini, perciò chiedevo prima ad Alberto, perché fanno degli strumenti piccoli da collezione da regalare ai turisti. Ovviamente non suonano, però sono fatti proprio, sono riproduzioni precise delle zampogne classiche. E quindi no, è tutto un mondo, è un bellissimo mondo, perché poi quando vai ad incontrare anche gli artigiani sul campo, nel proprio laboratorio, vedi anche come lavorano, quanta passione ci mettono, e quindi è una cosa che appassiona molto. Io non sono mai stata in un laboratorio di liutai, sinceramente, ma sarei curiosissima. E sicuramente poi la prossima volta che arrivi in Veneto, Carmela, andremo a trovare Alberto e ci faremo raccontare proprio sul campo un po' quello che sarà il suo lavoro. Nel frattempo sarà aperto anche il suo laboratorio, giusto Alberto? Sì. Ottimo. Allora, vorremmo chiederti, per concludere la nostra chiacchierata, quali sono i contatti per rimanere informati sulle tue attività artistiche, su quello che sarà il vostro laboratorio, e magari se abbiamo bisogno oppure anche i nostri amici ascoltatori, se hanno bisogno di commissionare uno strumento, come fare per trovarti e per mettersi in contatto con te? Allora, mi trovate comunque nella mia pagina, ho una pagina mia, diciamo, che è Bisogna d'Arte Liutaio, però quella ufficiale riguardo
ai lavori moderni, Onirica Guitars, che si trova tranquillamente andando a cercare sul motore di ricerca di Facebook. Perfetto, quindi Ora siamo su Facebook, stiamo facendo il sito, in poche parole. ottimo. Il mio contatto telefonico è 340 9484 011 e insomma dovrebbe essere tutto questo. Perfetto. E quindi, noi ti ringraziamo, Alberto, per questa bellissima chiacchierata sul mondo dei liutai e ti verremo presto a trovare in laboratorio. Volentieri. Grazie mille, Grazie. Alberto. Salve. www.containerradio.it. Intervista del giorno. Meraviglioso questo brano, devo dire, quando ascoltiamo l'Alleluia in versioni come questa, da pelle d'oca, è una cosa meravigliosa, incredibile, Carmela. Stupenda, però intanto, ecco, per far capire cos'è un liutaio è il caso di far sentire proprio la voce di questi strumenti bellissimi. Assolutamente. Bene, Alberto, devo dire, ci ha spiegato molto bene qual è l'arte del liutaio e, come dicevo anche in apertura all'inizio della nostra trasmissione, del nostro artigianato all'arrembaggio, è bello quando ci sono dei giovani che portano avanti queste antiche arti, perché insomma è giusto continuare. È difficile, però è giusto che si portino avanti determinate tradizioni. Assolutamente. È bello quando sono proprio i giovani a portarle avanti. Insomma, come dire, c'è speranza, ecco. Sì, perché danno comunque una marcia in più a un mestiere molto antico. Assolutamente sì. Intanto dobbiamo ringraziare gli amici di artigianatoallarrembaggio.com perché di settimana in settimana ci stanno veramente dando una mano alla grande, stanno coadiuvando un po' tutta la trasmissione e li ringraziamo assolutamente. Ringraziamo voi, ma dobbiamo ricordare una cosa adesso, Carmela, perché ci fermeremo per il periodo natalizio, giustamente. È vero, quindi questa sarà l'ultima puntata di Artigianato all'arrembaggio prima dell'anno nuovo. Quindi ne approfittiamo per intanto ringraziarvi, per augurarvi buone feste e a questo punto io direi di ricordare anche tutte le altre repliche di Artigianato all'arrembaggio, perché ce ne sono un bel po' se avete perso qualcosina quest'oggi della nostra intervista. E poi ricordiamo ovviamente che c'è anche la nostra pagina del podcast di Artigianato all'arrembaggio sul sito di Container Radio. Lì potete riascoltare tutte le puntate dalla prima fino a questa nuova che sarà caricata tra qualche giorno. Poi la trovate ovviamente anche nel nostro canale YouTube e nel sito di artigianatoallarrembaggio.com dove c'è la parte dei media, e quindi trovate assolutamente tutto quanto riguarda il nostro programma radiofonico. È vero, intanto le repliche, le ricordiamo, sono venerdì alle 20, sabato alle 7 del mattino, sabato sempre alle 16, domenica alle 23, lunedì alle 13 e lunedì alle 17. Quindi tante belle repliche per riascoltarci anche durante le feste. Con questo noi, Carmela, dobbiamo veramente salutare i nostri amici. Ovviamente si ritorna con l'anno nuovo ogni martedì con Artigianato all'arrembaggio, sempre qui su Container Radio. Mi raccomando ragazzi, smangiucchiate bene, state bene in famiglia e ricordate magari nei mercatini di andare a sbirciare lavori artigianali. Assolutamente, perché ne vale la pena e poi insomma poi si aiuta anche l'economia un po' a girare, e sappiamo bene che l'artigianato è una delle arti più importanti che da sempre ha fatto girare l'economia in Italia e non solo. È vero, ricordatevi sempre che quando andate nei mercatini natalizi tutto ciò che trovate di artigianale è rigorosamente fatto a mano, rigorosamente made in Italy, quindi sappiate scegliere. Detto questo, tanti auguri di buone feste da parte nostra e alla prossima con l'anno nuovo. Ciao a tutti, ciao Carmela! Auguri! Ciao a tutti, ciao Andrew!